Imbrattata nella notte la sede della rete degli studenti medi e dell'Unione degli Universitari a Venezia. È un atto vile, dicono, ma non ci faremo intimidire. Bomba carta al concerto di fine carnevale ieri sera a Venezia. Un ferito e gente nel panico. È stato un boato tremendo, racconta un testimone. Dopo le parole espresse dal patriarca di Venezia Moraglia sul fine vita, il presidente Zaia torna sull'argomento. La legge c'è, ha detto, ma va regolamentata, si rischia il caos. Già 88 le persone che hanno dato il via al digiuno a staffetta in Veneto per chiedere la liberazione del cooperante veneziano detenuto in Venezuela. Costretta a scappare dalla Spagna per le violenze del compagno veneziano, donna trevigiana di 36 anni non vede da 5 anni il figlio rimasto con il padre. La sua disperazione è come essere morti. Arresti, allontanamenti, sanzioni e controlli antispaccio e antiborseggi, il bilancio dei controlli nel periodo di carnevale a Venezia e terraferma. A Mira il via oggi per una settimana i sopralluoghi di sub lungo i fondali del Brenta per le verifiche di eventuali ordigni bellici risalenti alla Seconda Guerra Mondiale. Bentrovati, buonasera telespettatrici, telespettatori di Antenna 3, la cronaca in primo piano per questa edizione veneziana dei nostri telegiornali con il raid che ha interessato, il raid vandalico che ha interessato la sede della rete degli studenti medi e dell'Unione degli Universitari a Venezia. I diretti interessati dicono non ci faremo intimidire. Stamattina ci siamo svegliati con le vetrate della nostra sede qui in Campo Saffa a Venezia imbrattate dalle croci celtiche. Dalla politica ai sindacati, in molti hanno espresso la propria solidarietà agli studenti dell'Unione Universitaria e della rete degli studenti medi di Venezia, la cui sede è stata imbrattata nella notte. Un atto vile, scrivono, che rappresenta l'ennesimo segnale di un clima politico sempre più ostile verso chi ogni giorno si batte per una società più giusta e democratica. Un atto, continuano, che non ci farà intimidire. È un atto intimidatorio contro associazioni che lottano ogni giorno per una società più giusta e democratica. Come Unione degli Universitari di Venezia e Rete degli Studenti Medi di Venezia Mestre non ci faremo zittire, continueremo ad essere presenti nelle piazze, nelle scuole e nelle università di questa città, perché Venezia è una città antifascista. Questo gesto vergognoso non è un episodio isolato, scrivono gli studenti in un comunicato, ma si inserisce in un contesto nazionale in cui l'estrema destra si sente sempre più legittimata ad agire impunemente, favorita da un governo che sostiene e incoraggia azioni del genere. Le aggressioni squadriste nelle scuole e nelle università, le campagne diffamatorie contro chi porta avanti battaglie sociali e politiche sono solo alcune delle manifestazioni di un fenomeno che sta crescendo pericolosamente, denunciano. Non possiamo permettere che queste derive autoritarie di estrema destra continuino a proliferare tra le nostre strade, nel nostro paese e in Europa. È inaccettabile un messaggio intimidatorio di questo tipo, soprattutto durante un periodo di elezioni. E la matrice davanti a una croce celtica è chiara. Bisogna eliminare i rigurgiti fascisti dalle nostre città e dal nostro Stato. In Italia e a Venezia, come in tutto il Veneto, non c'è posto per i fascisti. Gli attacchi come quello alla nostra sede, concludono gli studenti, sono la dimostrazione che le idee reazionarie e discriminatorie non sono state sconfitte una volta per tutte, ma si ripresentano con nuove forme e strategie. Non saranno le scritte sui muri a fermarci. Bomba a carta al concerto di fine carnevale ieri sera a Venezia, un ferito e tanta gente nel panico tra il caos generale. È stato un boato tremendo, racconta una testimone, Marco, ai microfoni di Anna Maria Parisi. Paura, caos e un ferito al concerto di fine carnevale a Rialto in zona Pescheria a Venezia a causa del lancio, sembra da un barchino, di una bomba carta nel corso dell'esibizione del gruppo veneziano Pick Up the Tips, come racconta Marco Paladini, uno dei testimoni presente al fatto. Alle 9:30, 10 circa abbiamo sentito questo forte botto provenire da dietro il palco. Inizialmente avevo addirittura pensato che fosse esploso un amplificatore, perché è stata una cosa improvvisa dal nulla. C'è stato del fumo bianco e ho capito insomma che non si trattava di un semplice petardo, ma che molto probabilmente era appunto una bomba carta. Era il classico colpo che si sente allo stadio, no? Talvolta quando le curve magari un po' si infiammano
e vengono lanciate queste bombe carta, quindi era molto forte. Il ferito, uno dei fonici, ha accusato problemi ad un timpano e per questo è stato portato al pronto soccorso, dove è stato assistito e dimesso poche ore dopo. Tanto lo shock tra i presenti, dove ad assistere al concerto anche numerosi bambini e persone anziane, racconta sempre Marco tra i testimoni. Poi la cosa che fa specie è che comunque non è che fossimo solo ragazzi e basta, no? C'erano persone con famiglie, insomma c'erano anche delle persone un po' anziane, quindi è stato triste per quello. E mentre i carabinieri incaricati delle indagini stanno visionando tutto il materiale video recuperato anche dai post sui social, dito puntato dell'opposizione in Consiglio Comunale proprio sul tema della sicurezza. La sicurezza a Venezia è sempre più a rischio. Il problema è dato dal numero di persone che affluiscono in città e se un episodio come quello di ieri capitava sul ponte di Aldo Gremito o in una calletta intasata sarebbe stata una tragedia. Allora su questo bisogna intervenire. Dalla cronaca ai temi dell'attualità, in particolare uno, quello sulla fine vita, con il presidente Luca Zaia che questa mattina a Palazzo Balbi ha risposto alla lettera aperta del patriarca Moraglia. Ilaria Marchiori. Io ho semplicemente esposto una posizione che deve essere anche di difesa di noi amministratori, che non siamo degli untori. Se c'è una legge che prevede l'interruzione di gravidanza, la legge si applica, noi non abbiamo discrezionalità, il medico ha l'obiezione di coscienza, l'amministratore deve chiedere l'applicazione della legge e così vale per il fine vita, perché il fine vita non è da autorizzare, è già autorizzato da una sentenza, è da regolamentare, assolutamente rischiamo veramente il far west perché ognuno interpreta le norme come vuole. Non c'è nessun botta e risposta con il patriarca sul fine vita, evidenzia il presidente Zaia, che ancora una volta spiega come una legge ci sia già, ma è importante che vada regolamentata. Questo dopo le parole sul tema espresse da Monsignor Francesco Moraglia. La domanda, scrive, è se di fronte a questioni riguardanti il fine vita sia corretto porre come criterio la possibilità di provocare la morte o accelerarla nel momento in cui si vive un disagio fisico o psicologico. Tale concetto di libertà è riduttivo. Infatti, continua, quando una legge tocca l'esperienza umana in punti così sensibili, quali la nascita o la morte, non costituisce solo un apparato tecnico di norme e disposizioni, ma interagisce con la sensibilità comune e la cultura, plasmandole in modo irreversibile. Assecondare una tale deriva conduce, favorendo una cultura e una mentalità volte ad annullare la vita umana piuttosto che tutelarla, ad apprezzare così sempre meno la vita. In nome di una presunta libertà specifica, Moraglia, si rischia di percepire sempre più come un peso malati, anziani e disabili. È questa la libertà che desideriamo per noi e per gli altri? È questo il maggior bene che vogliamo e cerchiamo? Oggi, scrive infine, lo sviluppo sempre maggiore delle cure palliative rende concreta e praticabile la strada di un accompagnamento dignitoso della persona umana. Chi soffre ma si sente accompagnato, curato e sostenuto ripugna la logica di morte che è effetto di disperazione e assenza di speranza. Insomma, il dibattito su un tema tanto sensibile è quanto mai aperto. Intanto sono già 88 le persone che hanno dato oggi il via al digiuno a staffetta per chiedere la liberazione del cooperante veneziano Trentini. Stiamo continuando a lavorare per cercare di riportarlo in Italia, non stiamo rinunciando a nessuna iniziativa, però devo dire che non è facilissimo. L'ha dichiarato il ministro degli esteri Antonio Tajani a margine di un evento a Milano per la ricostruzione dell'Ucraina, parlando della liberazione di Alberto Trentini, il cooperante lidense detenuto in Venezuela dallo scorso 15 novembre. Proprio oggi ha preso il via il digiuno a staffetta, iniziato da 88 persone per chiedere il rilascio del 45enne, tra queste la mamma di Alberto, oltre a colleghi e amici. Anche la deputata del Partito Democratico Rachele Scarpa ha annunciato la sua adesione alla staffetta. Nella pagina Facebook c'è anche una lista completa dei digiunanti e la possibilità di unirsi a loro.
Intanto ieri sono arrivate informazioni dal governo sulla trattativa in corso. Siamo impegnati a restituire ai suoi familiari Alberto Trentini, ha dichiarato il sottosegretario di Stato Alfredo Mantovano. Nel frattempo i deputati Dem hanno presentato un'interrogazione urgente al ministro Tajani per chiedere aggiornamenti sulle azioni intraprese dal governo italiano e sulle iniziative diplomatiche in corso per ottenere il rilascio di Trentini. Vi raccontiamo adesso la storia drammatica di una donna trevigiana di 36 anni che da 5 anni non vede il figlioletto, rimasto con il padre, un veneziano in Spagna. Una vicenda molto complessa e dolorosa, ce la racconta Daniela Sizzia. Io l'ultima volta che ho visto mio figlio era, penso, ottobre del 2019. Aveva 2 anni e mezzo, adesso ne ha fatti 8 da poco e non ho più avuto né una telefonata né un messaggio, nessun tipo di comunicazione di nessun genere. La disperazione di Michela, nome di fantasia, la mamma di 36 anni che si sta battendo per riavere il figlio di 8. L'ex compagno, veneziano di origine, vive a Tenerife e le impedisce ogni contatto. Lui, 33 anni, deve rispondere di sottrazione internazionale di minore. Se potessi rivederlo, gli direi che non ho mai smesso di cercarlo. Penso che lo abbraccerei, gli direi che mi è sempre mancato tanto e non so neanche più cosa dire, perché non so neanche se mi riconoscerà sinceramente o se sarò più io un trauma per lui che non mi vede da tanti anni. La coppia viveva a Treviso quando, dopo la nascita del figlio, ha deciso di spostarsi in Spagna. Poco dopo sono iniziate le violenze. Michela è dovuta fuggire e tornare in Italia, lasciando il figlio a Tenerife. L'uomo, con alle spalle precedenti per droga, ha chiuso i rapporti tra mamma e figlio. Poi, qualche tempo dopo, gli avrebbe mandato un messaggio: firmami le carte per l'affidamento esclusivo di nostro figlio e potrai rivederlo. La donna ovviamente ha rifiutato. I primi mesi senza sapere dov'è tuo figlio di 2 anni e mezzo sono, penso si possa considerare veramente la morte in vita. La 36enne ha trovato un lavoro ed ora vive nel Vicentino con un unico desiderio: riavere il suo piccolo. Un dolore nel dolore, da poco ha perso il padre. Questa è un'altra delle grandi ingiustizie che si possono fare a una persona, perché mio figlio ha vissuto con mio padre il primo anno della sua vita. A difendere la mamma, l'avvocato Valentina Gatti, che si è rivolta ad un team di legali spagnoli per intentare una causa che permetta alla 36enne di arrivare al ricongiungimento. Intanto l'uomo vive con un'altra donna dalla quale ha avuto altri figli. Sono riuscita a risalire alla compagna del padre di mio figlio, che mi ha mandato i documenti di una denuncia fatta anche da lei su violenza domestica, dove in questa denuncia mio figlio di 7 anni all'epoca la chiamava mamma, giustamente le diceva: mamma, ho paura, chiama la polizia. Un figlio è un amore eterno e questo Michela lo sa bene. A me a questo punto mi interessa che mio figlio venga tutelato, di sapere che stia bene, che vengano ristabiliti dei rapporti con la sua famiglia e poi qualsiasi sarà la cosa migliore per lui, a me andrà bene, come se deve tornare in Italia per stare con me, come se devo io tornare là per stare con lui, l'importante è che stia bene. Incidente stradale questa mattina verso le 11 lungo la strada che collega Mussetta a Noventa. 4 persone, tra cui un bambino, sono rimaste ferite nello scontro tra 2 auto, ma nessuna è in pericolo di vita. Sul posto i vigili del fuoco e la polizia locale. Arresti, allontanamenti, sanzioni e controlli antispaccio e antiborseggi. Il bilancio dei controlli nel periodo di Carnevale a Venezia. 1603 agenti di polizia locale tra Venezia e terraferma sono stati impegnati nelle oltre 20 giornate di Carnevale. 1166 per regolare i flussi pedonali a Venezia, 249 per garantire lo svolgimento delle sfilate dei carri mascherati, 51 per gli eventi al Lido, Pellestrina e Burano, 137 in attività antiborseggio e antispaccio. Per quanto riguarda i borseggi, il bilancio è di un arresto e 12 fermi. Nel contrasto allo spaccio, invece, 2 arresti e 16 fermi, cui sono seguite 5 denunce a piede libero e 11 sanzioni, oltre al sequestro di 380 grammi di hashish e 25 di cocaina.
cocaina. Nel periodo del carnevale sono state denunciate a piede libero anche 2 persone per rapina, una per furto in attività commerciale a Venezia e una per furto in un'abitazione della terraferma. 64 persone invece sono state oggetto di ordine di allontanamento, di cui 32 emessi nelle aree delle zone rosse. Prezioso è stato il contributo dei 235 volontari della Protezione Civile che hanno operato in centro storico nei giorni di maggior afflusso nelle attività di informazione o assistenza alla cittadinanza e ai visitatori, di verifica di eventuali situazioni di rischio e supportando la polizia locale nella gestione dei flussi pedonali. Di particolare importanza anche il contributo fornito durante le sfilate dei carri, dove i volontari hanno prestato servizio a presidio della sicurezza degli spettatori presenti lungo i percorsi. Tutte le attività sono state coordinate dal personale dell'Ufficio Protezione Civile e dal centro operativo comunale presso la Smart Control Room del Tronchetto e nei posti di comando avanzato appositamente allestiti. Andiamo in Riviera del Brenta, dove i fondali sono passati a setaccio alla ricerca di bombe di ordigni bellici. Eccoli i sub della squadra speciale bonifica da ordigni esplosivi e residuati bellici immergersi lungo le acque del Brenta a Mira nel primo giorno dei previsti 7 di sopralluoghi per le attese verifiche ferromagnetiche. La squadra in questione è quella dell'unità subacquea con 5 operatori professionisti della Sogelma di Firenze, incaricata da Infrastrutture Venete della Regione del Veneto di accertare la natura dei 33 punti sui 2 chilometri dei fondali del Naviglio, in cui si trovano delle masse ferrose la cui dimensione potrebbe, e il condizionale è d'obbligo, ricondursi ad un ordigno, ma non è escluso possa trattarsi anche di altro, ovvero di materiali gettati negli anni e nel tempo nel fiume utilizzato in questo caso come discarica. Si tratta di accertamenti molto meticolosi e delicati in cui ognuno dei 33 punti del Brenta, profondo non più di 2 metri, ma dalle acque torbide e fredde per un massimo di 7-8 gradi, verrà visualizzato fino a 1 metro di profondità con apposita sonda, al fine di garantire il lavoro di eventuale bonifica sistematica dei sommozzatori, nel qual caso all'occorrenza sul posto interverrebbero come da protocollo anche i vigili del fuoco, carabinieri e gli artificieri con il personale del SUEM 118, con la zona eventualmente interessata dall'ipotetico ordigno bellico che verrebbe naturalmente messa in sicurezza. I lavori di verifica dei sub proseguiranno fino a mercoledì 12 marzo. Fino ad allora, a scopo cautelativo, la navigazione verrà sospesa nel tratto compreso tra la conca di Mira, che si trova a valle, cioè in direzione Venezia, e il ponte mobile di Piazza Mercato di Oriago. La politica ora con Prince Oulader, portavoce della vasta comunità bengalese di Venezia, che entra in Fratelli d'Italia. Prince Oulader, portavoce delle 10.000 persone della comunità bengalese di Venezia, entra in Fratelli d'Italia, dove debutta come membro del coordinamento di Mestre. Per me è un onore e spero di riuscire a fare delle cose belle per la città, insieme agli altri coordinatori e agli altri membri del coordinamento. Così Fratelli d'Italia, al termine dei congressi con i nuovi iscritti, apre le porte anche ad una rinnovata classe dirigente. Ringrazio il senatore Raffaele Speranzon e ringrazio il coordinatore Giacomo Azzalin, con il quale collaborerò per migliorare, per portare dei progetti per migliorare la città insieme a Fratelli d'Italia. Famiglia, lavoro, sicurezza tra i temi nell'agenda di Prince. Io ho delle idee ben chiare sul discorso della sicurezza, che comunque è un problema che va avanti da tanto tempo, sul quale già l'attuale amministrazione sta lavorando. Altro punto, immigrazione e integrazione. E quindi cercheremo anche di collaborare col fronte, di cercare di capire le problematiche e cercare di dare una mano a tutti e di collaborare insieme. E a tal proposito, tra gli obiettivi, l'alfabetizzazione delle donne della comunità bengalese per il raggiungimento di una maggiore libertà
anche nella scelta di una eventuale occupazione. Per quanto riguarda l'integrazione delle donne, certo è una tematica molto delicata, molto sensibile, a quale che ci sta a cuore, quindi cercheremo anche di trovare dei percorsi, trovare delle iniziative con quali comunque promuovere il miglioramento dell'integrazione, che purtroppo è rimasto molto indietro, e cercheremo comunque di fare qualcosa di concreto e qualcosa di serio. Migliorare comunque l'integrazione, migliorare la convivenza di queste donne che vengono qua molte spesso abbandonate a se stesse, e quindi bisognerebbe fare molto di più. Ovviamente non è facile, faremo comunque delle iniziative, dei percorsi che aiuti queste donne fragili e vediamo cosa riusciamo a concludere. È tempo di bilancio ovviamente per il Carnevale di Venezia. Vediamo com'è andata, vi anticipo già, ci sono numeri da record. Il Carnevale è appena finito e già si pensa al prossimo, che nel 2026 si terrà dal 31 gennaio al 17 febbraio. Da qui ci si organizza in base ai numeri di questa edizione, che a Venezia, come è noto, è stata dedicata al Casanova. 1 milione di visitatori, 65.000 pernottamenti di media nei fine settimana e ben 172 nazionalità con prevalenza di francesi e spagnoli, come dai dati della Smart Control Room del Tronchetto della Polizia Locale. E a tal proposito, imponente la macchina della sicurezza, con oltre 1.600 operatori agenti, 64 le persone con ordini di allontanamento per effetto della zona rossa, di cui 32 per ordinanza del prefetto, su disposizione del Ministero dell'Interno. 2 arresti per spaccio di stupefacenti e 16 fermi con 5 denunce a piede libero e 11 sanzioni amministrative, mentre nell'operazione antiborseggio un arresto e 12 fermi. Oltre 240.000 le persone che hanno preso i treni regionali in qualità di turisti pendolari, che durante il Carnevale di Venezia hanno speso di media una cifra pari a 120 euro a testa, così dai dati incrociati dell'Associazione degli Esercenti Pubblici, per brevità AEPE, e Confesercenti Metropolitana Venezia e Rovigo. Dal veneziano è tutto anche per questa sera, subito dopo la sigla c'è il meteo. Buona serata.